Hai parlato di comunicazione e uno spazio importante, hai ribadito nella tua relazione, è quello di Venezia. Venezia rimane il più bel progetto editoriale che abbiamo intrapreso già, direi anche 8 anni fa, perché Venezia nasce molto lontano, nasce come guida, ma il 2019 e i primi mesi del 2020 sono un punto di passaggio importante per il mondo Venezia, perché Venezia sempre più sta completando la sua forma. Non è più solo una guida digitale, ma è un humus, un ambiente editoriale all'interno del quale si sviluppano vari tipi di progetti. Quindi è l'idea che la comunicazione del vino, anche quella di una guida, possa essere una comunicazione integrata che possa girare su strumenti molto diversi. È nata una guida cartacea, esisteva già una guida digitale, a breve inizieranno delle attività video, anche televisive, sempre legate al mondo di Venezia, e la stessa rivista storica di AS Veneto e Sommelier Veneto è stata ribattezzata con il nome Venezia Magazine. Non aggiungo di più perché abbiamo anche altre idee in serbo, però questo vi fa capire insomma, che Venezia a pieno titolo sta diventando un grande spazio di lavoro e sta diventando il più bel ambiente editoriale su cui possiamo, come dire, mettere a frutto anche le competenze di tanti nostri collaboratori.